Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nei castelli romani a Lanuvio. Il comune circondato dal verde si trova a 324 metri sul livello del mare e conta circa 14.000 abitanti. Il suo territorio è un vero museo a cielo aperto. Nel corso della puntata scopriremo tutte le cose belle di Lanuvio. Mettetevi comodi, a voi le immagini. Io sono circa 2 anni che vengo qui su a Villa Sforza per mettere in sicurezza il parco e per dargli nuova vita e per far sì che le famiglie possano venire qui su a viverlo. Lanuvio per me è tutto, anche gli abitanti di Lanuvio sono i miei concittadini, li amo tutti quanti. Qui oltre al parco di Villa Sforza, sopra ci sono nuovi scavi che stiamo portando alla luce e sta venendo fuori una cosa grandissima. Qui c'è una veduta meravigliosa, venire a Lanuvio perché c'è un panorama grandissimo. Da sopra il tempio di Villa Sforza si può vedere da Ostia fino ai Monti Lepini, isole comprese. Poi ci sono trattorie dove si mangia bene, gli abitanti sono affabili, sono cordiali, accolgono tutti con grande calore e questa è la cosa più bella di questo paese. Lanuvio sono nati 2 imperatori, Commodo e Antonino Pio. Nel mondo sono 4 comuni dove sono nati 2 o più imperatori, quindi Roma, Anzio, Lanuvio e Italica in Spagna. Ai tempi dei Romani era un paese molto importante, quindi c'era la villa degli Antonini, anche Marco Aurelio, quindi che fu adottato da Antonino Pio, quindi passò diverso tempo nella sua villa lanovina. Ai tempi dei Romani, quindi l'atto è un atto importante, quando venivano eletti i consoli, il primo atto che facevano venivano a giurare al tempio di Giunone Sospita di Lanuvio. Dai tempi dei Romani, quindi al di là del discorso poi con la caduta dell'impero romano, quindi con i vari sacchi insomma, dei Goti, quindi Alarico nel 409-410, Totila, insomma, sapete, Roma raggiunse pochissimi abitanti, quindi circa 10.000 abitanti dopo i vari sacchi. Poi con le varie invasioni successive, quindi i Longobardi, i Saraceni, chiaramente pure Lanuvio rimase un pochino ridotto. Ci fu una sorta di rinascita medievale lanuvina, quindi chiamata con Civita Lavinia, l'antica Lanuvium. Abbiamo trovato nel 1084 già un atto notarile, Novina Cibes, quindi già si parlava di Civita Lavinia, con il termine quindi in origine diciamo non feudale. E nel Medioevo quindi era molto importante. Lanuvio, per esempio, per dire un riferimento, durante la battaglia di Campomorto nel 1482, Roma contava 20.000 abitanti, Lanuvio 1.600 abitanti, quando Frascati e Albano, che erano città vescovili, 800 abitanti. E prima che Innocenzo XII quindi fece il porto di Anzio, di fatto fece la Nettunense, precedentemente quando da Anzio bisogna andare a Roma c'erano 2 possibilità: o si passava per via Stura, che era la via che passava sotto Lanuvio, che poi finiva nella Sub-Lanuvium sull'Appia, oppure la via Severiana sul mare, ma era infestata da prima i Saraceni, poi successivamente i Turchi. Era una sorta di controllo di Roma sul mare, quindi durante le varie fasi anche dei Turchi, quindi venivano fatte delle torri di avvistamento, quindi sul mare c'era Tor Vaianica, Tor Caldara, Tor San Lorenzo, quindi ogni 4 km c'era una torre. Quindi con questo sistema diciamo, di segnalazione venivano i rinforzi da Roma. E quindi Lanuvio aveva quindi una torre maschia centrale in piazza, che era una torre di avvistamento che controllava diciamo, le torri sottostanti. Il castello romano fondamentalmente si distingue dal castello diciamo, nordico, perché il castello, mentre nel nord erano le residenze dei nobili, nel Lazio la maggior parte dei nobili erano residenti a Roma, però utilizzavano i castelli durante le guerre baronali. E Tomassetti identificava nel castello romano una differenza rispetto agli altri: era il castello che era nato su resti romani, quindi è nato sull'anfiteatro, quindi sull'antico foro, e cioè quindi coesistono il Medioevo e l'antico. Dice sempre Tomassetti che le chiese baronali erano al di fuori del palazzo baronale, quindi nel palazzo baronale di Lanuvio è un palazzo diciamo quattrocentesco, nel quale quindi è nato da Marcantonio Colonna, quindi sappiamo il vincitore della battaglia di Levanto, sappiamo nacque a Lanuvio, quindi era il figlio di Giovanna d'Aragona. Sappiamo Marcantonio Colonna a 12 anni era già capitano nella guerra di Marignano. Per problemi politici Marcantonio Colonna era il comandante della flotta pontificia, però era il vicecomandante della battaglia di Lepanto.
Quando ci fu la restaurazione, quando Marcantonio Colonna vendette il castello ai Cesarini, fu riempito il fossato perché all'interno del castello non vi era l'acqua. Il duca Cesarini costruì la fontana in piazza, quindi Carlo Fontana del 1616, quindi la fontana degli Scogli, e da questa fontana degli Scogli quindi l'acqua si riuscì a portare all'interno del castello, quindi con questo riempimento del fossato, e furono fatte anche altre fontane all'interno del castello, quindi dei sarcofagi trovati nella villa degli Antonini. È un castello ancora vivo, aveva trasformato, quindi la presenza di persone con attività commerciali. Su Lanuvio io ho fatto anche uno studio sulla presenza ebraica nei castelli romani. Lanuvio quindi c'era una sinagoga. Nel 500 su 1600 abitanti forse 400 erano di religione ebraica. Il gonfalone di Lanuvio rappresenta il giorno di Sospita con il serpente. Il centro storico di Lanuvio si sviluppa intorno all'imponente collegiata dedicata a Santa Maria Assunta. Andiamo a conoscere il parroco arrivato dalla Romania. Troviamo nella chiesa collegiata Santa Maria Maggiore di Lanuvio, anche se come cittadina è dedicata ai santi patroni, i santi Filippo e Giacomo. Come collegiata è dedicata a Santa Maria Assunta in cielo, dato che a Lanuvio c'è questa devozione particolare alla Vergine Santissima, dato che abbiamo anche un santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. Nel mese di maggio si fa una processione particolare dal secondo sabato del mese, che l'immagine viene qui nella chiesa collegiata, rimane per una settimana e poi la domenica successiva ritorna con una grande processione al santuario. Si festeggia comunque la festa dei santi patroni, ma la partecipazione massiccia l'abbiamo nella settimana mariana con l'immagine della Madonna delle Grazie. Sono venuto in Italia nel 90, subito dopo la caduta del muro. Sono venuto a Roma per studiare teologia. In seguito alla richiesta anche della diocesi di Albano mi sono fermato in Italia, ho cambiato varie parrocchie per passare a Campoleone, San Giovanni Battista, e dopo sono arrivato a Lanuvio 4 anni fa. Il pregio del Lanuvio che conserva molto delle sue particolarità, dell'antichità, con varie anche iniziative, conserva le sue tradizioni e anche per esempio la fede, la devozione che hanno anche a Maria Santissima, con una chiarezza della sua fede. La catechesi parrocchiale vede coinvolti ogni anno più di 200 ragazzi. Per la comunione ogni anno sono 50-60 ragazzi. La cresima un po' di meno, ma abbiamo una bella realtà oratoriale dove i ragazzi, oltre a fare catechesi, fanno anche vari laboratori, attività sportive che coinvolgono anche le loro famiglie. I castelli romani sono noti fin dall'antichità per la buona cucina. Andiamo a scoprire i piatti tradizionali di Lanuvio in un luogo particolare.
Questo è il mio agriturismo, io sono Giuseppe. È un po' particolare l'agriturismo perché oltre a cucinare da sempre, quindi amo il mangiare in maniera molto forte e credo che si veda anche, la passione per la scultura, incominciai a 14 anni, la coltivazione del terreno e una laurea in ingegneria che ho utilizzato per diversi tempo. Siamo arrivati a questo punto, al Casale della Mandria, casale che come detto si trova nel comune di Lanuvio, città degli imperatori, nasce su una rovina di una villa dei Romani dal 1603 che si chiama Casale della Mandria. Il casale io lo sto cercando di trasformare in un qualcosa di molto particolare. Fuori possiamo vedere un giardino delle donne dove sono esposte le mie sculture. C'è un piccolo anfiteatro dove faremo teatro, musica e così via. Ma ciò che è più importante è il mangiare, ovviamente. Io mi definisco uno scultore del cibo, ma uno scultore primitivo. Primitivo nel senso che mi piace molto la semplicità nell'espressione dei sentimenti e questo lo riporto in tutto, sia nei confronti dei clienti che vengono, dei miei amici, dei miei amori. Il chilometro zero è fondamentale per un agriturismo. I miei prodotti arrivano da 20 km di raggio dal Casale della Mandria. Noi siamo produttori di farina. Con la farina di grano duro facciamo la pasta fresca, possiamo vedere fettuccine, cellitti, pasta al forno, facciamo spaghetti, fusilli e rigatoni, il pane lo facciamo 2 volte a settimana al forno a legna con lievitazione naturale e poi tutti gli ortaggi che produciamo noi, dai carciofi alle fave, a melanzane, alle fragole e così via. Ovviamente io non è che produco tutto, principalmente per il vino. Abbiamo diverse realtà molto importanti nella zona di Lanuvio, in modo particolare la Luna del Casale, che fa un vino biologico spettacolare e si abbina molto bene con i piatti che io faccio qui al Casale. Partiamo dai carciofi alla brace, è una tradizione tipica di questi posti, di Velletri, di Lariano, di Lanuvio. Sono i carciofi cimaroli fatti sulle tranci di vite, i famosi carciofi alla matticella. Praticamente viene preso il carciofo, all'interno viene messo della mentuccia selvatica, le foglie dell'aglio, sale e poi l'olio che funge da coadiuvatore totale e vengono immersi nella brace con una piccola rotazione e dopo circa un'ora di cottura sono pronti da mangiare. Poi in questa giornata vediamo anche del formaggio di pecora, ovviamente di zona, con le fave, quindi fave e pecorino, le fettuccine a ragù. Poi abbiamo anche fatto una coda alla vaccinara. Per quanto riguarda la carne, io la prendo a Valle del Salto ed è allevamenti a Stato Brado a 1700 metri d'altezza. Abbiamo dei fagioli col sughetto semplice e sono fagioli di nostra produzione, fagioli di Borlotti. L'abbacchio alla scottadito, classico romano, pure lì il primitismo esce perché io utilizzo dei legni semplici, non utilizzo carbonella, ma soltanto o tranci di vite che danno un aroma particolare alla carne, oppure la quercia che è la regina della legna. Lanuvio è stata la prima meta dei romani, nasce prima Lanuvio che di Roma, quindi in questo posto c'è un'aria particolare, si respira tra i borghi della piccola cittadina nostra e poi soprattutto venire a Lanuvio per i cibi e i sapori che ancora si riescono a trovare, non solo al Casale della Mandria ma in tutto il territorio. I tanti reperti antichi presenti sul territorio hanno favorito l'istituzione del sistema museale urbano di Lanuvio. La parola al direttore. Ci troviamo all'interno del Museo Civico Lanuvino, museo che dal 2006 ha il marchio di qualità della Regione Lazio come museo di eccellenza. Il Museo di Lanuvio è strutturato in varie sezioni, una sezione preromana e romana, tra i quali si segnala per l'alto livello qualitativo uno splendido affresco risalente ad età augustea con scene di iniziazione dionisiaca.
Abbiamo poi una sezione epigrafica dove il più interessante reperto è l'alfabetario inciso su una chilix in bucchero, ma è importantissimo questo reperto perché presumibilmente è il più antico alfabetario latino che si conosca. Abbiamo poi una sezione medievale che ospita i reperti in stile cosmatesco, quelli di XII secolo d.C. che provengono dalla Chiesa collegiata, e poi un'interessante sezione sull'instrumentum domesticum, cioè su tutti quegli oggetti che venivano usati nella vita quotidiana da parte dei romani. Abbiamo degli splendidi vetri, uno specchio con un manico in osso, abbiamo delle anfore, un parapetto marmoreo proveniente dal teatro romano del II secolo d.C. e uno splendido mosaico con scene di Navalia che provengono proprio da una domus romana sempre ubicata al di sotto della chiesa collegiata. Dal 2012 Lanuvio è sistema museale urbano, cioè diciamo è una città, è un museo a cielo aperto, perché fanno parte di questo sistema museale urbano, oltre al museo, l'altra sede espositiva con i reperti provenienti dalla stipe votiva rinvenuta in località Pantanacci. Anche questo è un unicum, è un ritrovamento straordinario avvenuto nel luglio del 2012 grazie all'intervento del nucleo tutela del patrimonio archeologico della Guardia di Finanza, che ha intercettato uno scavo clandestino. Dopodiché la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, in collaborazione proprio con il Museo Civico di Lanuvio, hanno effettuato uno scavo archeologico dove sono stati rinvenuti, pensate, circa 2000 votivi in ottimo stato di conservazione risalenti al III secolo a.C. Poi abbiamo lo splendido santuario di Giunone Sospita Lanuvina, che era il monumento più importante dell'antica Lanuvio, un santuario enorme, di estensione enorme, e tra l'altro dal 2006, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, proprio il Museo Civico Lanuvino effettua una serie di campagne di scavo, e in queste campagne di scavo abbiamo riportato in luce le fasi protostoriche di occupazione del Tempio, ma anche tutta una serie di splendidi terrazzamenti di età ellenistica che l'amministrazione comunale ha voluto proprio valorizzare con tutta una serie di opere di consolidamento, e soprattutto il lato ovest del santuario è oggetto proprio di un parco archeologico, quello di Villa Sforza Cesarini. E poi fanno parte di questo sistema museale urbano Ponte Loreto, che è un ponte romano del II secolo a.C. che si trova, diciamo, nell'Ager, nella campagna, che è un unicum anche questo, perché è un ponte che ha la campata dell'arco che non è ortogonale all'asse della strada. L'ipotesi più credibile è che l'hanno costruito in questo modo i romani, che avevano una padronanza estrema nella realizzazione dei ponti, proprio perché hanno poggiato i piloni dove il terreno era più stabile, dove le fondazioni reggevano meglio. E questo ponte, Ponte Loreto, è l'opera più significativa di questa viastura, che era una via che anticamente univa Antium, che era il porto, a Satricum, questa importante città latina che venne poi distrutta nel IV secolo a.C., e a Lanuvium, e questa via terminava al 19° miglio della Via Appia, quindi era proprio una via che doveva permettere la comunicazione tra i centri dell'entroterra e il porto. Fanno poi parte, oltre al Ponte Loreto, al Santuario di Giunone Sospita, ai due musei di questo sistema museale urbano, anche le cosiddette ville ad bivium, e tutti questi monumenti sono ad ingresso libero. Da qualche anno l'Associazione Pescatori di Lanuvio sta portando avanti una lodevole iniziativa. Andiamo a scoprirla con il signor Palmiro. La torre medievale di Lanuvio è stata chiusa molti anni, se non che un'associazione strana, perché è un'associazione di pescatori fatta da amici, vedendo il monumento chiuso, abbiamo scommesso su di noi cercando di riaprirlo al pubblico. Quando abbiamo avuto l'ok noi, abbiamo allestito tutto l'interno quello che c'è. L'apriamo tutte le domeniche e tutte le feste comandate che ci sono nel paese, e per noi è una soddisfazione, perché l'amministrazione pure, quando è entrata e ha visto, è rimasta. Nel contempo, visto che c'era solo il monumento, abbiamo pensato anche di
fare una piccola mostra fotografica che illustra tutti i monumenti storici di Lanuvio, perché Lanuvio come storia ce n'ha tantissima. Stiamo raccogliendo degli strumenti agricoli, visto che l'agricoltura sta sparendo nel paese, e abbiamo pensato anche di fare una piccola vendita a nome dei produttori locali nostri. Noi infatti dentro abbiamo solo vino prodotto, vino DOC, Colli Lano Vini. Ci abbiamo Roma a 30 km, il mare a un quarto d'ora, i monti a 10 minuti e 2 laghi a 10 minuti. Perciò come posto mi sembra il posto proprio ideale. Con il giovane consigliere delegato alla cultura e allo spettacolo del comune di Lanuvio andiamo a scoprire altre curiosità del luogo. Lanuvio la possiamo considerare forse la perla o una delle perle dei castelli romani. Nel paese di Lanuvio si respira proprio la cultura e abbiamo quindi tutta la parte archeologica e storica appunto delle epoche precedenti. Ma poi si torna ad affondare le radici anche in epoca moderna, quindi abbiamo un personaggio importantissimo che ha avuto la sua residenza a Lanuvio come Marianna Dionigi, che può essere considerata un'antesignana, una figura fondamentale. La prima archeologa donna, è una grande scrittrice, è un mecenate, che proprio attorno alla sua residenza, alla sua meravigliosa residenza che si può visitare oggi a Lanuvio, raccoglieva nel suo cenacolo tutti i più grandi intellettuali e creativi dell'epoca. E dopo di lei un altro grandissimo personaggio, Giacomo Lauri Volpi, forse uno dei più grandi o il più grande tenore che l'Italia abbia mai avuto. Quindi Lanuvio si presenta come un paese che investe fortemente nella cultura, da condividere con tutti i suoi cittadini e da far conoscere sempre più nei castelli romani, in Italia e anche nel mondo. Avete visto quante cose belle ci sono a Lanuvio? O siete visto quante cose belle ci stanno a Lanuvio? Ve la dico in dialetto nostro. Qui ci troviamo alla fontana della Piazzetta, qui c'è l'acqua più buona di Lanuvio. Tanta gente quando passa qua si rinfresca, beve quest'acqua perché è la più buona di Lanuvio. Poi, non so, avete visto le altre parti di Lanuvio, c'è sto Fontanone. C'è sta Piazza Santa Maria Maggiore, teniamo la Madonna delle Grazie che siamo tutti devoti, che a maggio si fa una grande festa che partecipa tutto il paese, quindi è una cosa bellissima. Veniteci a trovare più spesso e io faccio un invito pure a Francesco che ci venga a trovare, se fa un po' di porta e ci viene a trovare a Lanuvio, perché no? Magari accettiamo. Saremo tutti contenti di averlo in mezzo a noi. A Lanuvio, nei castelli romani, vi aspettano in tanti. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito e ricordate, i Borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Ciao e viaggiate in sicurezza!